Oggi in quinta commissione abbiamo discusso e approvato il riparto del sistema sanitario veneto, una discussione franca durata circa 3 ore e che ha stabilito quali sono le fonti di finanziamento e le quote di finanziamento per le 9 ULSS venete, per le aziende ospedaliere e per Azienda Zero. La suddivisione è stata fatta sulla base delle indicazioni nazionali, quindi anche valutando costi standard. Ne è venuto fuori che le maggiori ULSS hanno ottenuto maggiori risorse, quindi la quota capitaria è aumentata, mentre le 3 ULSS specifiche, definite anche dal piano sociosanitario dello Statuto della Regione Veneto come aree specifiche, quindi la Dolomitica, la Polesana e la Serenissima, hanno ottenuto dei finanziamenti a funzione per coprire ovviamente le proprie specificità. Con questo riparto si dà voce al sistema sanitario dopo la riforma per il 2017 e già approvato anche per il 2018, con la valutazione che se nel 2018 ci saranno delle variazioni dovrà ritornare comunque in Commissione. Io ritengo che sia anche una nota importante ricordare che questo riparto, dove assegna risorse importanti ed in aumento rispetto all'anno precedente, debba anche responsabilizzare chi la sanità la amministra nel territorio, producendo effetti nella programmazione socio-sanitaria territoriale e anche effetti nel, ovviamente, contenimento dei costi. È un riparto fiducioso che abbiamo approvato a larghissima maggioranza. Un riparto shock sia nel metodo che nei contenuti. Nel metodo perché le carte ci sono state consegnate alle 17:36 del giorno prima di svolgere la commissione, che è partita alle ore 10:30 del giorno successivo. E poi, di fronte a questo ritardo enorme nella consegna delle carte, ci viene chiesto anche di fare delle controproposte. Riparto shock anche per i contenuti. Dico solo che l'ULSS Serenissima avrà come deficit nel 2017 un deficit programmato di 70 milioni, mentre per l'ULSS di Dolomiti un deficit programmato di 6 milioni, di 5 milioni, e l'ULSS del Polesine avrà un deficit programmato di 15 milioni. Una soluzione che non condividiamo assolutamente, legata a parametri e a premialità anche a livello nazionale, che la dice lunga sulle difficoltà e le criticità che la sanità del Veneto sta affrontando dopo la fusione delle ULSS. Riparto shock anche perché impedisce alla Commissione di fare la programmazione, che è la sua funzione fondamentale.